Terzo. Che piano? Che piano? Scusate. In questo ascensore raggiunge i piani alti il futuro candidato governatore del centrodestra. Resta solo da capire chi tra il meloniano Luca De Carlo e il leghista Alberto Stefani, incoronato di fatto a Pontida, ma al momento solo dal proprio partito. A Padova, per il confronto elettorale promosso da Legambiente, si studia anche il linguaggio del corpo, pure la prossemica. Del resto i tempi ormai sono stretti, strettissimi, se ne rendono conto gli stessi protagonisti. Diciamo che ogni settimana sentiamo che uscirà la settimana dopo, doveva essere prima di Pontida, doveva essere a Pontida, doveva essere dopo Pontida. Quindi sappiamo che in brevissimo tempo uscirà quel nome, non so dirle se martedì, mercoledì o la prossima settimana. Mi auguro quanto prima possibile. Perché... Si trincera inizialmente dietro un no comment a Stefani, segno che il momento è politicamente delicatissimo. Gli equilibri, nonostante i sorrisi e il fair play, sono fragili. Non intervengo su questioni di carattere regionale, ci confronteremo quando avremo le liste a disposizione e sicuramente proporremo le migliori squadre possibili per il Veneto e per i veneti. A che punto siamo con la formazione stessa delle liste? Mi fermo qua, perdonatemi. A questo punto ogni giorno sembra quello buono e un'accelerazione in un senso o nell'altro potrebbe arrivare dal verdetto delle Marche. Una riconferma del presidente uscente, il meloniano Francesco Acquaroli, potrebbe tranquillizzare Fratelli d'Italia e contribuire alla cessione, chiamiamola così, del Veneto ai leghisti, ricostruzione che però De Carlo non conferma. Io non ho mai creduto che la regione, per quanto importante, per quanto io sia straordinariamente amico anche del governatore, visto che siamo entrati alla Camera insieme nel 2018 a Acquaroli, non credo però che abbia un riflesso sul Veneto. Insomma. La vera partita tra Lega e Fratelli d'Italia, riporta con crescente insistenza Radio Palazzo, sarebbe un'altra. Chi prende il Veneto rinuncia alla Lombardia e viceversa, con tutto il rispetto, altro che Marche. E così al momento l'unico candidato è Manildo, che resta in attesa di sfidante. Ho sempre detto che non voglio scegliere l'avversario, cioè non ho questa ambizione. Ne vorrei uno perché penso che la politica sia confronto dialettico e il fatto di avere il confronto impone a entrambe le parti di migliorare e lo dobbiamo al nostro Veneto. Manca meno di 2 mesi. Alla data del voto basterà una battuta a stemperare la tensione? Perché l'ultimo banco è sempre molto separato.